Se è nata vi contiamo una pagina di storia in c'è chiullari che ci fuori in Sicilia che poi sono conosciuti. A mattina del 17 giugno del 1945 e poi terrannazzo ci fu un'ammazzatina che ancora oggi viene riguidata come a sciagge rimurazzo il rutto. Siamo quasi obbivori pronti. Ridè stava passando una Guzzi 500 quando fu filmata dai carabinieri. In capa macchina c'erano una para di cristiani conosciuti del movimento indipendentista siciliano e i Levis. Subito si cominciò a sparare. Morì Antonio Canepa, insieme a Carmelo Rosano e Giuseppe Lo Giudice, a voci giovani del movimento. Canepa, conosciuto pure con finto nome di Mario Turri, faceva professore in Accademia di Catania. Fu prima partigiano Nord Italia e quando scenne a Riere in Sicilia si cutò a fare politica a Ramucciuna. Scrisse un libro La Sicilia e i siciliani, un diceva che per liberare la Sicilia dall'oppressione dello Stato italiano si aveva a fare una grande rivoluzione nell'isola. Non solo lo Stato italiano si aveva scantati Canepa, ma pure i più grandi padroni terrena, che facevano lo stesso gioco dell'oppressore che i più poveri. Picchi su livare in meanzo. Pure che si è nata da 80 anni in arriere, Canepa, Lo Giudice e Rosano, fuori ammazzati, ancora oggi i siciliani vonno, come dice Iddu, una Sicilia non c'è pace, giavaggio, ricchezza e felicità, senza tiranni e sfruttatura. A Macca segui per scoprire tutti i fatti e storie di personaggi più grandi della nostra isola, tutti i simani.